dall'altopiano dei 7 comuni al cuore della capitale, dal silenzio dei boschi in cui solo il canto del forcello e il passo leggero del capriolo disturbano la magia del silenzio, fino alla piazza simbolo della cristianità. Un viaggio attraverso l'Italia per portare a Papa Francesco il suo albero di Natale. È arrivato finalmente in piazza San Pietro l'abete di 25 metri che le comunità di Rozzo e Valdastico hanno donato al Santo Padre per le imminenti feste natalizie. Il percorso dell'abete è iniziato a dire il vero 11 anni fa, quando sono cominciate le trattative fra le comunità locali e la Chiesa per affidare questo privilegio a Valdastico e Rozzo. In primavera il giardiniere personale del Papa è salito in altopiano per scegliere l'abete e qualche giorno fa, grazie alla collaborazione di un elicottero dell'esercito, l'albero è stato tagliato e portato dalla zona di Malga Trugole, già coperta dalla prima neve, fino agli impianti sportivi di Valdastico. L'operazione davvero spettacolare è stata bissata da quella, altrettanto spettacolare, della spedizione dell'abete imbozzolato sul cassone di un trasporto eccezionale verso il fulcro della cristianità. Ora, come si può vedere nella splendida foto che il sindaco di Valdastico, Claudio Sartori, ci ha inviato appena prima dell'alba, l'abete di Malga Trugole è arrivato in piazza San Pietro e inizieranno i lavori di installazione e addobbo. L'accensione è in programma per il 5 dicembre, quando le comunità di Rozzo e Valdastico scenderanno a Roma per assistere allo spettacolo e salutare il loro abete prima del Santo Natale. E ancora una volta i boschi dell'altopiano, pur colpiti dalla violenza della tempesta Vaia, porteranno in alto il nome e la magia di questa terra incantata.